Avevo paura a farla, non mi sentivo tanto sicuro, quindi siccome che il lavoro l'hanno messo obbligatorio, devo farla per forza. Alla fine arrivano anche i più titubanti, quelli che hanno aspettato a lungo prima di farsi vaccinare, accolti però sempre dal sorriso dei volontari. A 9 mesi dal V-Day, la partenza lo scorso 27 dicembre della vaccinazione in Italia, a Padova, uno dei centri vaccinali sta chiudendo. Chiudiamo con tanto orgoglio perché abbiamo superato le 300.000 vaccinazioni, 300.000 dosi in questo padiglione. A 3 giorni dalla chiusura del padiglione 8 della Fiera di Padova, trasformato il 3 maggio scorso in hub vaccinale dell'azienda ospedaliera universitaria, nei titoli di coda c'è il bilancio dell'immane impegno di quasi 1 migliaio tra personale infermieristico e medico, aiutato dai volontari che tutti i giorni, domeniche e festivi compresi, ha proceduto con l'immunizzazione della popolazione. Qui, nelle scorse settimane, sono stati vaccinati anche centinaia di cinesi arrivati addirittura dalle altre regioni. Quasi da subito ho organizzato la possibilità di avere moduli tradotti nelle più frequenti lingue, in modo tale da poter in qualche modo, anche perché sa, comunque l'anamnesi è un momento delicato, non possiamo permetterci che alcune informazioni non vengano capite o non vengano trasmesse. A fornire tutte le informazioni medici e infermieri che con il passare dei mesi hanno visto cambiare anche le caratteristiche di chi veniva in fiera per farsi vaccinare. Adesso sono molto titubanti, all'inizio erano più felici di fare la vaccinazione, adesso sì, hanno molti timori. Alla fine è una soddisfazione dopo essere vaccinato, non hai più tutti i problemi che ti assillano durante la giornata sapendo che qualcuno può comunque impedirti qualcosa.